Aldeno Dolasiana. I padroni di casa godono della classifica migliore di una vittoria che ha dato respiro in chiave salvezza, mentre la Dolasiana ancora ferma un punto. Per gli ospiti è forse questa la fine del tunnel? Azzurra Spor Maggiore. Entrambe vincenti nello scorso match, le due compagini navigano nelle zone alte della classifica e puntano alla vetta distante poche lunghezze. Quale delle due dovrà ridimensionare le proprie ambizioni? Cristo Re Leno. 0 punti nello scorso match. La Cristo Re è scivolata terzultima, mentre gli ospiti hanno perso ben 3 posizioni e distano ora 6 punti dalla vetta. Il ritorno del bomber pezzato sarà il fattore determinante? Marco Volano. Le due squadre del Roveretano sono rispettivamente prima e quinta, frutto dei diversi gol fatti e dei pochi gol subiti. Due squadre molto forti sono pronte a dare spettacolo. Montebaldo Sacco San Giorgio. I locali arrivano da una sconfitta pesante in chiave classifica, ma guardano comunque dall'alto il sacco, distante 7 lunghezze. Attenzione agli ospiti che segnano poco, ma sanno essere letali. TNT Montepeller Garibaldina. Match ben poco equilibrato. La penultima ospita la seconda, con i nonesi che hanno nuovamente perso, mentre i giallorossi sono ancora imbattuti. Il pronostico si rivelerà corretto o che sorprese ci attendono? Trambileno Valpeio. I locali vivono una fase molto positiva del campionato, ottenendo diversi punti e puntando alle posizioni più alte. Dall'altra il Valpeio cerca affannosamente la vittoria. Chi si rivelerà più determinato sul campo?